prevenzione è fondamentale, curate molto la gita, valutate molto bene il sentiero e soprattutto tariamola sulla persona meno ambiente, quindi sui nostri figli, sulle persone che hanno meno capacità. Un bambino generalmente quando ha fatto 300-500 metri di dislivello sono già tanti per uno sviluppo di 4-5 km, no? Partiamo la mattina, arriviamo al rifugio verso mezzogiorno, mangiamo qualcosa e poi rientriamo sui nostri passi. Ecco che nel primo pomeriggio siamo già alla nostra macchina. Partire tardi significa arrivare anche tardi, in montagna il meteo cambia in modo repentino e quindi se non abbiamo l'attrezzatura con noi potrebbe diventare un vero problema. Ormai anche le app che abbiamo sul nostro telefonino ci danno una buona progressione dell'evoluzione meteo della giornata o delle giornate che avremo nei prossimi giorni, quindi guardiamolo e valutiamolo con un aspetto critico. Il telefonino, la tecnologia sicuramente ci dà un grande aiuto. Però dobbiamo utilizzarla con la consapevolezza che il telefonino ha una durata e le informazioni le guardiamo nel momento in cui abbiamo la necessità di vederle. Qui manca la preparazione preventiva, valutiamo prima sul nostro telefonino il tracciato, scarichiamoci le tracce in locale, quindi sul nostro telefono, che anche se non ho rete e non ho copertura riesco comunque ad avere quel dato disponibile.